Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, torna la Voce del Friuli all'interno del nostro spazio informativo, questa mezz'ora completa, mezz'ora televisiva chiaramente, dove passiamo dalle notizie ai magazine e agli approfondimenti in studio con gli ospiti. Devo ringraziare innanzitutto il numerosissimo pubblico che ogni giorno segue nelle nostre 4 fasce orarie di informazione su Video Regione 1. Non lo dico tanto per dire, lo dico perché insomma mi arrivano i messaggi e allora giustamente io ringrazio, gente addirittura ci scrive da Portogruaro, chi da Tarcento, Gorizia stessa, insomma un po' da tutto il Friuli Venezia Giulia. È venuto a trovarci questa puntata la consigliera regionale, doveva diventare regionale, ma è rimasta solo comunale di Forza Italia, in quel di Latisana, Lauretta Juretic. Perché è venuta a trovarci? Perché continuiamo a parlare del problema legato sia al discorso delle casse di espansione, comunque del fiume Tagliamento, ma soprattutto, e apriamo con questo argomento, il discorso relativo alla riforma sanitaria prevista dalla nuova giunta regionale di centrodestra. Allora, Juretic, il rischio è, con la riforma sanitaria proposta col gioco dei 3 cantoni, che alla fine vada tutto a Trieste e diciamo così, i ratais vengano poi divisi tra la Bassa Friulana e Gorizia. Sì, la riforma sanitaria che hanno fatto è una riforma abbastanza giusta, che sta andando nella direzione giusta dal momento che hanno ridisegnato con maggiore organicità e razionalità le varie aziende sanitarie. Però c'è un però, ecco, c'è un articolo un po' incomprensibile, poco chiaro, quasi un'anomalia, perché mentre l'articolo 11 del disegno di legge dice che l'ospedale di Latisana e quello di Palmanova andranno sotto l'azienda sanitaria udinese, nell'articolo 12 del titolo 2, dove si parla dei commissari straordinari con decorrenza del 1° gennaio 2019, l'ospedale, stranamente, l'ospedale di Latisana insieme a quello di Palmanova sarà assoggettato sotto il regime del commissario straordinario dell'azienda sanitaria triestina e non di quella udinese. Allora io personalmente ho presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per chiedere un eventuale monitoraggio da parte del sindaco e dell'intero consiglio comunale. Devo dire che sono stata anche molto felice perché tutti quanti hanno votato questo ordine del giorno all'unanimità. Ci sembra strano che per un anno, nel momento del commissariamento, Latisana e Palmanova vadano sotto il regime di Trieste per poi ritornare in quell'azienda di Udine. Per un anno praticamente noi pensiamo di fare dei danni, cioè dobbiamo monitorare dei danni a livello organizzativo, perché si blocca in questa maniera l'operatività, e quindi siamo molto preoccupati di questo fatto, ed è il motivo per cui ho presentato questo ordine del giorno, invitando così a monitorare la situazione. Certo. Quello che è da sottolineare è che questo ordine del giorno, come ha detto lei, insomma, ha avuto un effetto positivo. Sì, siamo molto contenti in effetti, perché qualche giorno fa l'assessore di competenza Riccardi ha detto che ha avviato nella commissione sanità regionale, ha avviato una fase di approfondimento in collaborazione anche con il Ministero della Salute nazionale per eventuali emendamenti al disegno di legge numero 27, e per anche si ipotizza la scrittura di una norma ad hoc che trasferirebbe immediatamente, sin dall'inizio, praticamente i 2 ospedali nell'azienda sanitaria udinese e non in quella triestina. Allora possiamo dire che i lavori in corso ci sono, nel senso, giusto per capire anche i telespettatori da casa, cioè in questo è come il discorso della
legge del microchip del gatto, no? Sì. Cioè, momentaneamente c'è questa proposta che dovrebbe entrare Sì. nella legge regionale. Dall'altra parte però, come sempre, Sì. ci sono le varianti in corso d'opera. Sì. Varianti in corso d'opera che sono tipiche della politica, cioè cosa vuol dire in gergo tecnico? Io faccio una legge che prevede il passaggio da A a B direttamente, ma durante il percorso, guarda caso, vengono messe le famose varianti in corso d'opera, cioè vado dalla Juretic e dico, boh, aspetta, va, visto che tu sei la nostra referente sul territorio, sei quella che capisce meglio di noi, conosce la situazione, ci porti le relazioni scritte su quello che accade sul territorio, aspetta, facciamo una piccola deviazione, invece di passare per il centro facciamo un'esterna, così correggiamo in corso d'opera quello che abbiamo combinato. Poi, come sapete, a volte le varianti si fanno in 2 minuti, a volte invece vanno un po' per le lunghe, e non sempre queste varianti poi vengono asfaltate, cioè c'è il rischio di essere asfaltati. Prego. No, è molto importante perché questo è un disegno di legge, essendo un disegno di legge c'è la possibilità di fare degli emendamenti e delle modifiche che vanno a migliorare la legge che si presenta, insomma, certo migliore di quella della Serracchiani, che aveva diviso il territorio in maniera veramente irrazionale e anche faziosa. Certo, il rischio però, il rischio Juretic Sì. è questo, no? Che la famosa spartizione della regione in 3 aree o 3 cantoni, Pordenone, Udine e Trieste, dunque Sì. escludendo Gorizia, Sì. c'è il rischio che questa, con la scusa della riforma sanitaria, ripeto, si inneschi in un certo senso un gioco delle 3 carte. Quello cosa vuol dire? Che è vero che Gorizia, lei sa, adesso stanno raccogliendo firme Sì. per evitare che succeda il patatrac, ma visto che anche l'azienda della Bassa Friulana rientra nel discorso dell'area, diciamo così, della ex provincia di Gorizia, c'è il rischio che la Bassa Friulana venga assorbita da Trieste. Allora uno dice, qua continuiamo a buttare soldi, chiaramente dall'altra parte i soldi arrivano, poi non si sa perché a Trieste ci sono sempre i buchi e non riescono mai, non è il Black Friday come si dice adesso nella settimana di promozione, ma proprio in Furlana il Black Friday, nel senso che si attacca ma perde sempre. E guarda caso magari su 100 euro, dico adesso io faccio così un conto Sì, della serva, 70 finiscono a Trieste e forse gli altri 30 vengono divisi. Questo cosa vuol dire? Che c'è il rischio che quella Bassa Friulana non sia più sotto Udine, ma bensì sotto Gorizia e a sua volta annessa a Trieste. Ecco, ed è il motivo per cui ho presentato questo ordine del giorno con il quale, dico, l'intero Consiglio e il Sindaco hanno promesso di monitorare la situazione, perché come lei ha ben detto è un punto abbastanza strano, abbastanza anomalo, perché prima si dice che si va in un'azienda sanitaria e dopo il commissario viene da un'altra azienda sanitaria, ma nel frattempo, cioè noi cosa facciamo? Ritorniamo nell'azienda sanitaria udinese a giochi fatti dopo un anno, ecco, con quali conseguenze, con quali effetti? Ma la ecco cosa- che il sindaco monitorerà, il discorso. ecco, Ma saremo quello che conta- controllori. Ecco, al di là dei controllori, ma sì, quello che conta Juretic, è questa la domanda che le ripongo per l'ennesima volta. Sì. I suoi interlocutori diretti, cioè quelli che in questo momento sono nella stanza dei bottoni e possono decidere se on off, sono più propensi per l'on o sono più, diciamo, orientati verso l'off? No, sono più propensi per fare una modifica e quindi per immettere, trasferire direttamente sin dall'inizio sia l'ospedale di Latisana che quello di Palmanova nell'azienda sanitaria udinese. Ecco, poi sappiamo che tutto è politica purtroppo, e anche la sanità e anche il tagliamento di quale parleremo dopo è politica, e non sempre la politica è al servizio del cittadino e del bene pubblico, ma ci sono alle volte questi giochi sotterranei che l'amministratore chiaro, l'amministratore trasparente e onesto non concepisce e non sopporta. Certo, oggi come vedete abbiamo l'ospite che è arrabbiata, vi dico sì. subito, infatti è venuta in versione Amazzone per quello. Sì, Allora, sì. parliamo di tagliamento, facciamo ancora 5 minuti, poi dobbiamo chiudere perché Sì. devo passare la linea alla rete. Il problema tagliamento si è manifestato in tutti i suoi colori durante la piena
dei primi di novembre. Qualcuno continua a dire, ma se ci fossero le casse di espansione, allora sì che vedi. Qualcun altro dice, no, per fortuna che non ci sono le casse di espansione, perché altrimenti sarebbe successo il contrario. Lei che ha visto di persona l'ondata di piena passare per poco sotto il ponte, cosa ci racconta? Guardate, abbiamo in queste giornate, quelle giornate di maltempo, abbiamo vissuto delle giornate veramente di grande paura, di grande panico al cardiopalma, con gli occhi fissi costantemente sull'altezza del tagliamento, sull'altimetro di Venzone e in costante collegamento con la protezione civile del comune. Cioè una paura così viene ripetuta quasi sempre ogni anno, a distanza di 52 anni, non si può più continuare. Allora, ricordatevi bene che sono già stati spesi 38 milioni di euro per fare dei lavori e lì in pianura sono stati fatti quasi tutti i lavori, dalla pulizia dell'alveo all'allargamento dell'alveo stesso, al rafforzamento degli argini con diaframmi in cemento nei vari tratti, addirittura l'innalzamento del ponte ferroviario, un'opera ingegneristica tecnologica meravigliosa che ci è costato 12 milioni. Adesso il Ministero dell'Ambiente sblocca gli altri 38 milioni. Che cosa vogliono fare? Finire i lavori lì a valle. Nessuno ha mai il coraggio di far applicare ciò che già legge, perché nel piano stralcio dell'autorità di bacino è scritto chiaramente che la sicurezza del tagliamento passa in tutto il suo corso, passa attraverso un'opera di laminazione, un manufatto che deve essere fatto nell'Alto Friuli. Allora addirittura la commissione 4, perché in questi 52 anni si sono avvicendate commissioni con spreco di denaro pubblico incredibile, la commissione 4 ha già anche proposto uno sbarramento che non è una diga, che non è una cassa di espansione, ma è semplicemente un ponte mobile che all'occorrenza trattiene l'acqua in eccesso e facendo passare il pericolo. Un ponte non impattante, non pericoloso né per le popolazioni dell'alto, né per quelle del medio, né per quello della pianura, perché è tutto il corso che deve essere messo in sicurezza e questo manufatto potrebbe essere fatto, ma noi sappiamo ancora una volta che la politica non agisce perché è un consenso, è un bacino di consenso, è impopolare, quindi e questo non è giusto. Benissimo. Non è giusto perché i danni che sono stati fatti, ricordiamo, ecco, le due alluvioni del 65-66 sono state disastrose, 3 metri d'acqua, 4.000 ettari di terreno alluvionato, 400 imprese danneggiate gravemente, 200 case abbattute, 200 case inabitabili, 516 morti. Lo dico per ultimo perché alla politica non interessa le vittime, perlomeno rendetevi conto dei danni economici e quindi è molto importante prevenire prima che agire dopo. Altrimenti dopo sono, come si dice, volatili per diabetici. Io ringrazio l'ospite, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Termina qui la Voce del Friuli, noi torniamo come sempre, stessa rete, stessa ora, Mandi e alla prossima.